Obiettivo di questo pomeriggio è provare a capire come sono sorte queste due tipologie tipiche delle due culture che le hanno prodotte. Il Tempio greco, un edificio di culto nato nell'Ellade, e la Basilica romana, un edificio nato a Roma, un edificio non di culto che oggi potremmo definire un edificio multifunzionale, un edificio pubblico multifunzionale. Ho scelto questa copertina per la giornata di oggi perché i due edifici, sebbene così diversi, distanti come aree geografiche, diversi per le loro destinazioni d'uso, hanno molto in comune, e appunto la copertina provava già solo a confrontare il linguaggio di questi due edifici e per sottolinearne le analogie. Non è possibile immaginare la Basilica romana senza il Tempio, e per quanto riguarda il Tempio non possiamo non partire e non avere come punto di riferimento il Partenone, quindi l'Acropoli di Atene. Credo che il Partenone sintetizzi l'idea di Tempio che ognuno di noi ha stampato nella propria testa, questo Tempio bianchissimo, con appunto delle colonne libere che ne scandiscono la facciata e un frontone che le sormonta. Si parte dalla Grecia quindi non soltanto per motivi cronologici, ma anche perché entrambi gli edifici utilizzano un linguaggio, che è quello degli ordini architettonici, che non può essere compreso se non si va alle origini del Partenone, cioè alle necessità di culto e ai problemi costruttivi che sono a monte di quello che poi è diventata l'Atene dell'età di Pericle, e in particolare l'Acropoli. Un linguaggio che ha attraversato i secoli. Basti pensare che ancora negli anni 30 del Novecento il linguaggio degli ordini architettonici, così come li vediamo in questa immagine, tuscanico, dorico, ionico, corinzio e composito, ancora negli anni 30 del Novecento la progettazione era guidata da questo alfabeto, potremmo dire, da questo linguaggio. Quindi un linguaggio che ha attraversato i secoli e che ha segnato profondamente la storia dell'architettura dell'Europa occidentale prima e poi anche del Nuovo Mondo, delle Americhe. Per capire come si struttura e come si costruisce, come si arriva alla definizione di quell'archetipo che vi dicevo prima abbiamo tutti in mente, dobbiamo andare un po' indietro e andare al VII secolo a.C., alla fine di quello che gli storici definiscono Medioevo ellenico. Finalmente, dopo un periodo di guerre, invasioni, devastazioni, instabilità politica, nell'Ellade le popolazioni ricominciano ad avere una vita stanziale e scelgono dei luoghi dove stabilirsi, iniziare a coltivare la terra. Le polis che nasceranno, le città-stato che nasceranno, si strutturano proprio intorno a dei terreni agricoli. L'autosufficienza della polis è fondamentale per la sua esistenza. Il primo gesto, il primo segno sul territorio che fanno queste nuove comunità è il recinto dell'area sacra. Quindi la cella del Tempio greco nasce inizialmente davvero come un segno tracciato in terra per definire un'area sacra. E man mano che la società si struttura, si organizza, si articola, parallelamente l'architettura templare si va a definire come qualcosa di costruito, quindi non più
un'area sacra semplicemente tracciata come suolo inviolabile, ma dei muri, un'architettura che definisce il tempio. Vedete questi schemi elementari, si parla proprio della cellula primaria anche per l'abitato dell'uomo, si parte da questa piccolissima cellula di circa 5 metri per 5, una cellula in muratura. Se prestate attenzione alle sezioni di questi muri vedete che sì, sono delle murature, ma le pietre che compongono questo muro sono sono sbozzate, non sono levigate, sono delle murature fatte in cotto, in pietrame raccolto, scarsamente levigato. Si definisce un perimetro e si copre con delle travi di legno questo perimetro, il naos, la cella. Una copertura che inizialmente può essere, proprio per le dimensioni contenute, può tranquillamente essere piana. Parallelamente allo strutturarsi di queste comunità, all'organizzarsi intorno a una vita politica, automaticamente il luogo di culto si articola, diventa progressivamente più ampio, la copertura da piana comincia ad avere delle falde. Un'idea di questi primi templi ce la dà questo modello in terracotta conservato al Museo Archeologico Nazionale di Atene, dove vedete già abbiamo una cella con 2 colonne libere, immagino io naturalmente, 2 colonne libere che definiscono il pronao e dei tetti a falde, un tetto a falde a capanna come preferite, che definisce appunto la cella, e delle decorazioni geometriche all'esterno. Tengo a sottolineare questa cosa, che il tempio cresce, si articola parallelamente alla crescita e all'articolarsi della società, perché l'architettura in generale, non solo questa nell'Ellade o l'architettura antica, l'architettura è sempre il prodotto della cultura della società che la finanzia, che la realizza, e quindi ci racconta tanto da un lato delle necessità culturali di quella comunità, ma contemporaneamente del livello di benessere, del grado di acculturazione di quella società, delle tecniche, del punto a cui sono arrivate le tecniche costruttive, tanto da permettere appunto lavori di carpenteria per l'innalzamento delle falde del tetto. Falde che diventano un passaggio istintivo naturale, perché nel momento in cui la cella si ingrandisce è fondamentale da un certo punto di vista trovare una soluzione. Le travi della copertura più di tanto lunghe non sono, ma dall'altro lato, ingrandendosi la cella, è necessario che si allontani quanto più rapidamente possibile, si allontani l'acqua piovana da questo tetto, e quindi il tetto a capanna è la cosa più immediata, più istintiva da fare. Le celle non solo cominciano progressivamente a ingrandirsi, come vedete dagli schemi, cominciano ad avere un pronao, che può essere pronao o pronao, a seconda che la parola venga accentata alla greca o alla latina, un pronao che può essere soltanto sul fronte, su entrambi i fronti della cella, sui lati corti della cella, e vedete c'è un muro che definisce la cella, un perimetro murario, e cominciano a comparire delle colonne in legno dove il fusto della colonna comincia ad essere scanalato e la tavoletta di mediazione tra il fusto stretto della colonna e il carico, la trave che deve appoggiare sopra, la tavoletta comincia ad essere decorata. Parliamo ancora di colonne libere in legno, e quindi al di là del muro della cella tutto quello che vedete in queste ricostruzioni è in legno.
C'è un percorso che parte quindi dal legno, dai materiali poveri, l'argilla, il pietrame di raccolta, alla pietra, al marmo pentelico del Partenone. Qui in basso a destra vedete, se sto così mi riuscite a sentire? Sì. Se parlo così? Qui vedete un tempio greco per come ce l'abbiamo noi in testa, cioè completamente realizzato in marmo, e qui lo stesso identico particolare nei momenti di transizione dalle strutture lignee alla definitiva struttura interamente lapidea. Il capitello, la tavoletta di mediazione tra il fusto della colonna e l'architrave, il triglifo, come si chiama nell'ordine dorico questa decorazione del fregio, le metope, i pannelli, le metope decorate con bassorilievi. Se vi spostate nella parte sinistra della tavola, vedete gli stessi identici elementi, l'abaco, il legno come tavoletta distributiva dei carichi della trave di legno, il triglifo. Vedete come nasce il triglifo? Il triglifo non è altro che una triplice scanalatura fatta sulla testa delle travi per permettere il rapido allontanamento delle acque meteoriche. Tra una testa di una trave e un'altra, dei pannelli per tamponare giustamente la cella che altrimenti sarebbe stata in comunicazione con l'esterno. Dei pannelli che originariamente sono, questo segnato in rosso, originariamente sono anch'essi di legno e poi verranno sostituiti prima da pannelli in terracotta e poi da elementi lapidei. Nel disegno in alto a destra vedete, ho segnato in rosso i punti in cui vengono montate le metope, queste mattonelle di tamponamento. C'è un processo, avviene un processo che in modo molto efficace gli storici hanno chiamato di litizzazione, cioè da litos, pietra, di pietrificazione. Il tempio nasce ligneo, con materiali poveri, come appunto il legno, il muro in pietrame, il cotto, e progressivamente, man mano che la società diventa in grado di estrarre la pietra, lavorarla, trasportarla sul luogo del cantiere e di metterla in opera nella maniera più efficace possibile, che ora vedremo, trasforma progressivamente, man mano che le conquiste della tecnica lo consentono, trasforma progressivamente questi elementi da lignei in elementi in pietra. Il processo è dovuto all'esigenza di avere templi sempre più grandi che esprimano dunque quello che dicevo prima, il livello di cultura, di benessere conquistato dalle società che producono quei templi. Guardate questo dettaglio con il triglifo e la metopa. Qui sotto, spero che si riesca a vedere che qui sotto ci sono delle tavolette che sembrano chiodate, si chiamano mutuli. Non sono altro che la trasposizione in pietra di queste tavolette chiodate che servivano a saldare tra di loro le varie tavole, le vedete qui 1, 2, 3, le tavole che andavano a costituire il manto di copertura delle falde del tetto. Un archeologo francese che ha dedicato, Roland Martin, che ha dedicato tutta la sua vita a studiare la Grecia classica, come si dice, ha, a mio parere, in modo molto efficace tradotto questo percorso che ho provato a illustrarvi. Nel corso del VII secolo il principale progresso ricco di conseguenze consiste nell'introduzione nei cantieri di costruzione della pietra tagliata, che si sostituisce progressivamente ai materiali poveri, il legno, il mattone.
Le lezioni apprese dagli scultori sono venute ad alimentare le sollecitazioni provocate dalla scoperta dell'architettura dei paesi vicini, l'Egitto, la Siria, la cui abilità, l'abilità degli scultori, è la condizione prima di tutte le grandi opere dell'architettura greca. Ed è proprio questa abilità scultorea che viene trasferita in cantiere, in cava, che permette la progressiva sostituzione dei pilastri in legno in slanciate colonne. Questo è uno schema che molto efficacemente riassume il risultato finale. Lo riassume molto efficacemente perché innanzitutto ci fa vedere a cosa riescono ad arrivare i greci nell'Ellade, i greci intorno al V secolo. Vedete che in questo schema i ricorsi in pietra sono alfa, beta, sono come numerati, perché appunto ogni concio viene tagliato, dimensionato in funzione della posizione che andrà a assumere nella muratura. Guardate il primo filare in basso, alfa, ha dei conci molto più alti e più grossi dimensionalmente rispetto agli altri, e questo è comprensibile perché su quei conci graverà il carico di tutta la muratura. Come pure in questo schema sono ben visibili gli incastri. Vedete questa muratura d'angolo, come i conci in modo alternato sopravanzano la muratura sottostante per andarsi a incastrare nella muratura ortogonale, come pure i rocchi delle colonne che vengono infilati, i blocchi che compongono il fusto delle colonne, che vengono infilati in pali, prima lignei e poi di ferro. Si raggiunge una complessità nella gestione di tutto l'apparato che c'è dietro il prodotto finale, che davvero la parola fabbrica, che viene utilizzata spesso dagli storici dell'architettura per indicare un grande cantiere, davvero la parola fabbrica è appropriata per rendere l'idea di quale complessa macchina organizzativa e di gestione sia stata messa in moto, considerando che ovviamente ci deve essere un controllo a monte proprio per questa organizzazione dei conci, ci deve essere un controllo a monte già nelle operazioni di cava. Ed è proprio questa precisione, questa organizzazione, questa complessità organizzativa che ha permesso a questi templi di sopravvivere più di 2000 anni e di arrivare a noi in tutta la loro bellezza. Le denominazioni che individuano le varie tipologie di tempio non si modificano, la terminologia prescinde dalla dimensione del tempio, sia che si parli di una cella piccolissima, semmai ce ne fossero ancora in pietrame e legno, sia che si parli del Partenone, la terminologia per distinguere i vari templi dipende dall'organizzazione della muratura e delle colonne in pianta o da come si presentano in prospetto. Se il pronao è collocato soltanto di fronte alla cella o se il pronao si trova sia sulla facciata principale che alle spalle, definiremo un tempio prostilo o anfiprostilo. Se il deambulatorio, il peribolo di colonne che circonda la cella e il pronao è singolo, parleremo di tempio periptero. Se invece avremo un doppio deambulatorio, parleremo di tempio diptero. E questa invece è la classificazione
tradizionale per quanto riguarda il modo in cui si sviluppano in elevato i templi. Quindi dal numero, li definiamo, vedete, dal numero di colonne che hanno sul prospetto. 4 colonne definiremo il tempio tetrastilo, esastilo o octastilo, se con 8 colonne come proprio il Partenone. Grazie agli scavi archeologici di Egina siamo in grado di vedere concretamente che cambiamento si imprime all'architettura tra il VI e il V secolo. Ciò che ho provato a riassumervi in modo schematico, ad Egina si vede fisicamente sulle ricostruzioni che sono state possibili grazie alle informazioni provenienti dagli scavi. Egina ha una ampia area sacra, un grande santuario con templi dedicati sia ad Atena che ad Apollo, e in particolare la ricostruzione archeologica del tempio di Atena Faia I e II ci permette di vedere, di misurare proprio con gli occhi il cambiamento. Abbiamo una cella piccola, vedete poco più di 6 metri, un tempio prostilo, tetrastilo, con delle colonne doriche. Guardate qui questo prospetto, poco slanciato senza dubbio, e dico che è poco slanciato, provo a darvi un elemento di misura. Se proviamo a prendere la distanza tra il colmo del tetto e l'inizio dell'architrave, abbiamo un'altezza pari al fusto delle colonne. Tempio di Atena Faia II, vedete le colonne sempre doriche cosa sono diventate, snellissime, con un intervallo, una luce tra le colonne molto più ampio, niente a che vedere con questa situazione che, tra le altre cose, ricorda più, con queste linee orizzontali dei ricorsi in pietra, ricorda più il fatto che sia tanto schiacciato, ricorda più un capanno di spiaggia che non un tempio greco. Almeno a me questa ricostruzione a me dà questa impressione. Gli scavi poi, la bellezza di questo sito archeologico è che gli scavi, vedete, hanno potuto anche restituire delle informazioni per avere una cromia corretta dei templi che noi, credo tutti nella nostra testa, abbiamo candidi e bianchissimi, e che invece ormai sappiamo essere molto più che colorati. Alla fine di questo percorso si vanno a definire quindi gli ordini che già conosciamo, il dorico, lo ionico, il corinzio, che si caratterizzano certamente per il loro capitello, le proporzioni del fusto della colonna e delle caratterizzazioni date anche dall'architrave, dalle modulazioni che possono trovarsi sull'architrave, dalle decorazioni che possiamo trovare nel fregio e dall'articolazione della cornice. Il fregio dell'ordine dorico è un fregio sempre caratterizzato, o almeno nei templi del V secolo, caratterizzato dall'alternarsi di triglifi e metope, e abbiamo un architrave, fregio e cornice, 3 elementi fondamentali che individuano la trabeazione, che sono i meno decorati rispetto, tendenzialmente, i meno decorati rispetto agli ordini ionico e corinzio. Vedete che anche nello ionico ci saranno sempre, e in tutti gli ordini, questi sono gli elementi che al di là del capitello vanno osservati in un'architettura per capire
se chi progetta ha confidenza con questo linguaggio o non ha confidenza, se sta giocando consapevolmente con gli elementi di questo linguaggio o se lo conosce poco e quindi altera le regole del gioco ma senza conoscerle in maniera approfondita. Quindi anche nello ionico un architrave, un fregio, una cornice, e poi al di là delle differenze di proporzionamento del fusto, per esempio il fatto che nell'ordine dorico non ci sia una base, il fusto della colonna poggia direttamente sullo stilobate, mentre nell'ordine ionico, vedete, c'è sempre un elemento di mediazione, e così pure nel corinzio. Questo processo che ho provato a descrivervi in maniera un po' astratta avviene nell'Ellade per il dorico e per lo ionico parallelamente, cioè non dobbiamo immaginare l'ordine ionico come una derivazione o qualcosa che è venuta dopo l'ordine dorico. Ormai gli archeologi per le ricerche fatte nella seconda metà del Novecento concordano nel fatto che il dorico e lo ionico abbiano avuto il loro processo di litizzazione parallelamente e che le aree in cui è avvenuto lo sviluppo dell'uno e dell'altro sono su per giù delle aree corrispondenti a lingue differenti. Vedete che nella pianta che vi sto mostrando sono definiti dialetti, le lingue doriche e ioniche, dove nella maggior parte dei casi si sono sviluppati parallelamente questi due ordini. Ciò che avviene nella madrepatria avviene parallelamente nelle colonie. Vedete che la colonizzazione della Magna Grecia e della Sicilia è avvenuta tra VIII e VI secolo, quindi sempre alla fine di quel medioevo ellenico di cui vi ho parlato. Nel momento in cui si iniziano a strutturare le polis, la vita diventa stanziale e nella strutturazione delle polis c'è bisogno di terra libera da coltivare, moltissime grandi parti della popolazione di varie zone dell'Ellade decidono di migrare in cerca di terra libera e fondano polis in Magna Grecia e in Sicilia indipendenti dalla madrepatria, sono città-stato completamente autonome, ma che conservano un legame fortissimo con l'Ellade, sia perché si parla di popoli di cultura greca, sia perché con la madrepatria tutti mantengono dei rapporti commerciali fondamentalmente basati su artigianato di altissimo pregio. Quell'artigianato di altissimo pregio che poi avrà come nuovi acquirenti, a partire dal II secolo, gli aristocratici romani. Non so se qualcuno di voi era presente la settimana scorsa, ma adesso, poi più tardi per parlare della Basilica, riapriremo anche quel capitolo. Quello che accade, vi stavo dicendo, in Magna Grecia accade parallelamente in Magna Grecia e in Sicilia. Quindi il processo di cui vi ho parlato di litizzazione, di pietrificazione, avviene allo stesso modo e le città vengono fondate secondo gli stessi principi, non lontani dal mare, in una piana possibilmente riparata alle spalle da un'altura, altura sulla quale collocare le aree sacre e sul declivio della quale sistemare i gradoni dei teatri. Se facciamo una passeggiata nel sud della nostra penisola, ritroviamo esattamente gli stessi caratteri. Trapani, Metaponto in Basilicata, Poseidonia, che poi diventerà Paestum, hanno tutte, percorrono tutte la stessa strada. Per poter arrivare a quell'archetipo da cui sono partita, dobbiamo necessariamente arrivare all'età di Pericle, ad Atene e in quell'intervallo di anni.
Atene, come mostra la carta, ormai è a capo di un vero e proprio impero. Tutti i territori che vedete segnati in giallo nella cartina sono territori dipendenti da Atene o che riconoscono in Atene una supremazia di tipo commerciale, politico, culturale. Atene usciva da una guerra con i persiani terribile, un assedio che aveva letteralmente raso al suolo la città. Si comincia a ricostruire prima la città e a consolidare le mura che erano state distrutte dell'Acropoli, e Pericle intraprende la grande ricostruzione dell'area sacra di Atene. È un'impresa notevole per dimensioni e per obiettivi. Pericle si fa guidare, o meglio, chiama a sé per condurre l'opera i più grandi architetti e scultori dell'epoca. I cantieri si aprono dal Partenone. Era fondamentale ricostruire il tempio più sacro della città per poi passare al resto. Non vi ho detto fino ad ora che il tempio nella cultura dell'Ellade e quindi della Magna Grecia, della Sicilia dell'epoca, non era soltanto un luogo di culto, ma era il luogo di dell'identità civica della comunità. Nei templi si esponevano i provvedimenti legislativi, si leggevano le sentenze, si stipulavano nei templi i trattati di pace con gli avversari. Il tempio è un luogo di pace a prescindere dalla religione che si professa, ed è per questo, ad esempio, che quando migrano le popolazioni dell'Ellade verso la Magna Grecia, tra le prime cose che fanno è segnare l'area sacra, possibilmente in un territorio quanto non troppo vicino, non quanto più lontano, ma non troppo vicino all'area che intendono abitare. È un segno di pace nei confronti delle popolazioni autoctone, perché tutti riconoscono il Tempio come luogo di pacificazione, appunto a prescindere dalle religioni che si professano. Quindi anche Pericle, proprio per il significato che ha il Tempio nella cultura greca, decide di aprire i cantieri con la ricostruzione del Tempio dedicato ad Atena. Percorriamo però la strada dell'Acropoli noi, a partire dall'ingresso, dai Propilei, per poi raggiungere il Partenone. Nel 447 si aprono appunto i lavori dal Partenone per poi andare ai Propilei, poi agli altri templi dell'area. I Propilei. Non è una novità questa di segnare con una porta di queste dimensioni, con grandissime colonne, con un portico di queste dimensioni, l'ingresso all'area sacra. La novità però progettuale di Mnesicle è quella di aver immaginato un doppio portico, quello frontale verso la città e quello alle spalle verso l'area sacra, con un altro portico intermedio. Mentre le colonne dei due portici più esterni, sono tutte doriche, vedete che quelle nel mezzo sono ioniche, sono leggermente più piccole, hanno il diametro del fusto leggermente più piccolo di quelle più esterne, e che ai lati, vedete qui ci sono questi due corpi colonnati con colonne, vedete, dalla sezione più piccole di quelle che abbiamo di fronte salendo la grande scalinata processionale. Utilizzo delle ricostruzioni perché così è molto più chiaro.
Queste rampe che vedete sono quelle che venivano utilizzate per le Panatenee, la festività più importante di Atene. La processione partiva dall'Agorà e raggiungeva appunto l'Acropoli. Che cosa fa Mnesiche? Qual è l'invenzione progettuale? Quella di aver organizzato i propilei su 2 livelli, perché vedete c'è una strada che taglia fisicamente il basamento dei propilei e che si mette direttamente nell'area sacra, ma c'è anche un altissimo basamento che permette poi l'accesso ad altre strutture. Quindi differenzia l'uso. Tagliando questo fisicamente il percorso nel basamento, enfatizza la monumentalità del pronao. Guardate gli omini nella ricostruzione. Ci si ritrova a camminare chiusi in questo destra e sinistra dai muri di questo basamento, con delle colonne gigantesche, imponenti, che sembrano ancora più grandi per il fatto di vederle praticamente stando al di sotto della loro base. L'espediente, oltre che funzionare dal punto di vista della magniloquenza, diventa anche utile perché nelle processioni per Atena c'erano anche animali e naturalmente bisognava evitare agli animali di dover salire dei gradini, delle scale. Tagliate fisicamente i propilei, si accede all'area del propileo più interno e si comincia a intravedere il Partenone. Prima di entrare però nei propilei, girandosi sulla sinistra, vediamo quelle colonne doriche leggermente più piccole, che qui, ecco, sono qui nella ricostruzione. Aver affiancato delle colonne doriche più piccole è un gioco diffuso nella progettazione anche moderna, fa percepire come ancora più grandi le colonne del pronao centrale. Girandosi sulla sinistra, il tempio di Atena Nike, di Atena vittoriosa, un tempietto ionico bellissimo. È Callicrate a progettarlo, l'altro architetto coinvolto con Fidia e Ictino nella progettazione e conduzione dei lavori sull'Acropoli. È un tempio bellissimo che può essere tranquillamente messo in relazione con quello di Atena Faia che vi ho fatto vedere prima, a Egina, perché qui parliamo di una cella, di un naos di 4 metri per 5, quindi veramente parliamo della cellula primitiva del tempio greco. Vedete però che dimensioni hanno assunto le colonne. Credo che si abbia, almeno vi parlo della mia impressione, si ha quasi difficoltà a pensare che quella cella sia di soli 4 metri per 5, una stanza un po' grande di casa. Si ha quasi difficoltà, e questa difficoltà a mio parere è data proprio dallo slancio di queste bellissime colonne ioniche scanalate. Prestate attenzione, le colonne ioniche scanalate hanno, come è corretto, come deve essere, una base tra il fusto e lo stilobate. Guardate questi conci, come sono molto più grandi rispetto agli altri, perché appunto sono quelli che dovranno sostenere tutto il carico al di sopra della muratura. Anche nel caso del tempio di Atena Nike, come per i propilei, parliamo di marmo pentelico. Le cave sono a soli 5 chilometri da Atene, quindi vedete che cosa significa quello che provavo a dirvi prima a proposito della fabbrica, dell'organizzazione che c'è alle spalle di un'opera di queste dimensioni.
si attraversano appunto i propilei e sulla destra si intravede il Partenone, eccolo qui. La prima cosa però che compare in asse, proprio vedete con il taglio fisico che c'è nel mezzo dei propilei, è la grandissima statua di Atena che viene fusa da Fidia e posta proprio lì nel mezzo, non a caso. Una statua che domina l'intera Acropoli, la vediamo in questa ricostruzione ottocentesca dell'architetto von Klenze, che domina l'Acropoli ed è visibile dalla città di Atene. Il tempio di Atena Partenos non viene edificato sul luogo del tempio distrutto durante l'occupazione persiana, è una scelta precisa, quella di non andare sopra al vecchio edificio per lasciare memoria di quanto accaduto, ma il tempio riutilizzerà molti dei materiali del vecchio tempio ed è questo uno dei motivi delle imprecisioni progettuali di questo tempio. Imprecisioni, mi riferisco al fatto che nel ritmo del fregio, no, dove ci sono i triglifi e le metope, ci sono delle metope molto più corte di altre, degli errori visibili anche ad occhio nudo, non errori millimetrici rilevabili solo con un rilievo di precisione della fabbrica, dovuti appunto, spiegabili proprio al fatto che in molte, quando era possibile, delle parti del tempio si sono riutilizzati i materiali di spoglio. Eccolo qui, un tempio periptero, perché in questo caso, vedete, abbiamo un deambulatorio che fa il periplo, per questo periptero, intorno alla cella, al naos, octastilo perché abbiamo 8 colonne sul facciata. Una cella, vedete, grandissima. Viene scelto un tempio octastilo proprio per volontà di Pericle e degli architetti di avere una cella tra le più grandi mai realizzate. Una cella che è divisa, vedete, in 3 navate, e che per le sue estreme dimensioni, sia in larghezza che in altezza, verrà gestita con un doppio ordine di colonne doriche sovrapposte, che ora vedremo. Alle spalle del naos una piccola cella destinata ai sacerdoti con un gruppo tetrassilo di colonne ioniche che si prestavano in modo molto più adatto a definire quell'ambiente, perché molto più snelle riuscivano da sole a raggiungere la copertura. Eccola qui la ricostruzione delle 3 navate interne alla cella del Partenone, con la famosa statua crisoelefantina scolpita da Fidia. Crisoelefantina perché il corpo di Atena è realizzato in avorio e mentre tutti gli oggetti, gli abiti, gli attributi della dea in oro. Vedete il doppio... Si riesce a leggere bene la sovrapposizione delle colonne doriche, perché io forse con lo scorcio questa parte in alto non la vedo. Doppio ordine di colonne doriche sovrapposte e la presenza qui, non so se si vede il riflesso, di un bacino d'acqua. C'era un bacino d'acqua ai piedi della statua. Secondo gli archeologi era un espediente per mantenere il grado di umidità all'interno della cella per evitare che il l'avorio si fessurasse. Non è soltanto un tempio in onore della dea che ha difeso Atene contro Poseidone, che ha donato alla città l'ulivo. Il tempio diventa un omaggio ad Atena, ma contemporaneamente un racconto attraverso le sculture della storia dell'Ellade e in particolare della città di Atene.
e Fidia che scolpisce le metope, i frontoni, il fregio continuo sui muri della cella. Eccolo qui, il fregio continuo sui muri della cella. Un fregio, potrei dire, ionico, perché il fregio dorico dovrebbe avere triglifi e metope, quindi vedete che le classificazioni troppo rigide anche nell'Atene di Pericle non sempre funzionano. E sempre a Fidia sono affidate le sculture del frontone, sculture che oggi sono conservate a Londra. E ecco in primo piano qui Dioniso nella posa un po' discinta che abbiamo visto la scorsa settimana, parlando proprio delle Dionisie, delle grandi Dionisie in suo onore che si festeggiavano ad Atene tra marzo ed aprile. Questo tempio è a tutti gli effetti un punto di arrivo di questo lungo percorso che inizia alla fine del VII secolo, quando finisce il Medioevo ellenico. È un punto di arrivo che appunto racconta a noi quello che è diventata la società ateniese, cosa sono diventate le polis. È un punto di arrivo, ma per tutto il resto del mondo, potremmo dire del mondo occidentale, è un punto di partenza. È un punto di partenza perché è da qui, è da questa acropoli che si diffonderà il linguaggio degli ordini architettonici, ed è da questa acropoli che i romani attingeranno, prenderanno idee per sviluppare un loro personalissimo percorso come progettisti e inventori di nuove tipologie architettoniche. Come dicevamo anche la scorsa settimana, il discrimine, il periodo in cui questa contaminazione è fortissima e arriva ad essere pervasiva in tutti gli ambiti della vita di Roma, della Repubblica, il momento in cui avviene tutto ciò è intorno agli inizi del secondo secolo a.C. Questa pervasività della cultura greca è il frutto e l'esito di questa campagna di conquista portata avanti da Roma, che vedete nel giro di 50 anni estende i propri confini prima in Magna Grecia, poi in Sicilia e fino ad arrivare nel 218 a.C. nel nord della penisola. Roma è la capitale di questo nuovo, è la vera capitale di questo nuovo territorio. A Roma fanno riferimento tutte le popolazioni nuove annesse alla Repubblica, perché, come vi dicevo la scorsa volta, c'è un sistema efficientissimo che realizza le strade consolari, ad esempio, percorsi di collegamento che permettono, ad esempio, agli artigiani della Magna Grecia di aprirsi questo nuovo mercato nella capitale. Per scelta della Repubblica, Roma diventa il centro economico di tutti i territori, quindi inevitabilmente tutti dovevano fare riferimento alla capitale per l'esportazione, diciamo così. E a Roma, nel secondo secolo a.C., quindi a seguito di queste campagne, inizia quel processo di ellenizzazione della cultura romana dal quale non si potrà più scappare. Prima di vedere quali sono gli effetti di questa ellenizzazione nella progettazione prima dei templi e poi delle basiliche, facciamo questo piccolo passo indietro per vedere che cos'è Roma, prima nel V secolo e poi in questo famoso momento dell'ellenizzazione dei suoi costumi. Roma era sorta
intorno ai 7 colli collocati vicino l'Ansa del Tevere, e aveva scelto, questa nuova comunità aveva scelto il Colle Capitolino, il più ripido e il più piccolo dei colli, come centro religioso, civico di riferimento. Ai piedi del colle la pianura, quella del Foro, che poi verrà chiamato Romano, quella del Foro diventa naturalmente, per la vicinanza proprio al fiume, all'isola Tiberina, diventa naturalmente l'area politica, amministrativa, commerciale della città. 508 a.C. Guardate qual è il tempio che viene realizzato sul Campidoglio, sul Colle Capitolino, che potremmo definire l'Acropoli di Roma, con le dovute differenze. Guardate che cosa abbiamo. Un tempio con 3 celle, perché il tempio di Giove Ottimo Massimo era in realtà dedicato alla triade capitolina, la triade di Giove, Giunone e Minerva, triade protettrice della città a cui tutti dovevano rispetto, nonostante era richiesto il rispetto alla triade da parte di chiunque, di qualsiasi cittadino del territorio della Repubblica, sebbene ci fosse libertà religiosa. Un tempio tuscanico a 3 celle, vedete che stranezza, sembra ci sia un deambulatorio che in realtà viene murato in corrispondenza del muro terminale delle celle. È un tempio tuscanico a 3 celle e se guardate il modellino ricostruttivo è un tempio che è molto distante nelle sue proporzioni da quello che abbiamo visto fare sull'Acropoli. Quest'altro esempio ricostruttivo del tempio di Talamonaccio a Grosseto ci fa vedere come, qui siamo nel IV secolo, quindi quasi quasi con l'Atene di Pericle, abbiamo ancora, nella Repubblica di Roma, abbiamo ancora templi in legno e muratura con delle proporzioni completamente distanti da quelle che abbiamo visto nell'Atene di Pericle. Un altro esempio nel Foro, quindi al di sotto del Colle Capitolino, il Tempio di Saturno, uno dei più antichi della capitale, vedete sempre con questo frontone, questa modalità del pronao tratta dall'architettura etrusca, che domina la capitale fino proprio a questo fatidico II secolo avanti Cristo. L'ellenizzazione della cultura romana, come vi dicevo prima, pervade tutti gli ambiti e naturalmente in questa pervasione c'è anche l'aspetto della cultura, il teatro. Abbiamo visto la scorsa settimana quanto arrivi del teatro greco a Roma, nonostante non ci siano ancora gli edifici adatti alle rappresentazioni teatrali. E naturalmente questa influenza raggiunge anche finalmente l'architettura. Nel Foro Boario il Tempio di Portumno è uno dei primi che segna quasi la trasformazione dell'immagine urbana di Roma. Un tempio greco, lasciatemi passare questo aggettivo, ionico, tetrastilo, pseudoperiptero. In questo caso diciamo pseudoperiptero perché le colonne simulano un deambulatorio intorno alla cella, ma appunto il deambulatorio è solo simulato perché sui fianchi della cella le semicolonne sono semplicemente addossate, quindi ricordano un deambulatorio, ma fisicamente il deambulatorio non c'è. L'influenza della cultura naturalmente non riguarda, della cultura greca nell'architettura non riguarda esclusivamente Roma. Qui il Tempio di Ercole a Cori, a sud di Roma, un tempio dorico
che comincia già ad avere dei caratteri difformi da quelli che sono i canoni che abbiamo visto poco fa. È un ordine dorico, però, come vi ho indicato, ha una base. Abbiamo detto che secondo gli schemi, secondo le regole, l'ordine dorico non dovrebbe avere una base. E guardate la trabeazione. Guardate quanti triglifi ci sono. Troppi, fin troppi. Se dovessimo immaginare dietro ad ogni triglifo una trave, ricordate, no? Che il triglifo è la testa della trave con le 3 scanalature, c'è qualcosa in questo punto che non va, perché le 2 travi si trovano entrambe fuori asse rispetto al loro sostegno. Questo ci dice non soltanto che ormai arrivati al secondo secolo a.C. c'è una libertà anche nell'applicare quelle regole, ma ci dice anche che ormai il triglifo è sì la memoria costruttiva di quelli che erano i templi in legno, ma non avendo ormai alcuna relazione diretta con reali esigenze costruttive del tempio, essendo divenuto definitivamente un elemento decorativo, come elemento decorativo può avere un suo ritmo che prescinde dalla ormai persa finalità costruttiva. Nell'elaborazione in questo percorso che sto ripercorrendo, per arrivare alla definizione della tipologia, della seconda tipologia di oggi, della basilica, dobbiamo anche ricordare 2 invenzioni costruttive romane, che vi ho citato anche la scorsa settimana, e un'invenzione compositiva. Partiamo da quelle costruttive. Vi avevo detto già la scorsa volta che non è pensabile comprendere a fondo l'architettura romana e la modalità con la quale i romani rielaborano l'insegnamento dei greci se non si tengono a mente queste 2 invenzioni. L'arco, ovvero le strutture voltate, i sistemi spingenti, e l'opus cementitium, quest'idea di realizzare una muratura non in blocchi lapidei, anzi con materiali poverissimi, 2 setti in mattoni, con in mezzo un getto di un conglomerato cementizio fatto anche con materiali, ma non solo, con materiali di scarto, che diversamente dalle bellissime, precisissime murature greche ha il vantaggio di essere economico, durevole, se fatto correttamente con i giusti impasti, durevole, è completamente svincolato da problemi di approvvigionamento, perché io le 2 murature in mattoni posso farle in mattoni se nel giro di pochi chilometri ho delle fornaci, ma le 2 murature, se a pochi chilometri ho una cava di tufo, le 2 murature posso farle anche con dei tufelli. Quindi è una modalità costruttiva molto flessibile che non richiede l'estrema specializzazione che invece richiede una muratura lapidea come quella dei templi dell'Acropoli. L'arco fa sì che Roma si svincoli completamente dai condizionamenti che vengono dal materiale lapideo. Il sistema che mettono in piedi i greci, raffinatissimo, può essere definito sistema trilitico perché si basa, come in queste architetture preistoriche, si basa su un principio semplice, quello di sfruttare il materiale lapideo secondo la sua capacità di resistenza. E quindi la distanza tra i piedritti
viene definita dalla capacità di resistenza del traverso che gli viene poggiato sopra. Provo a spiegarmi meglio. Questo è lo schema semplificato. In una struttura lapidea trilitica, cioè con 3 litos, 3 blocchi di pietra, la luce che possono avere le colonne, la distanza delle colonne è condizionata dalla capacità di resistenza del blocco superiore. Al di là di una certa luce, scusate, succede questo, che il blocco superiore non sopporta il carico, prima si inflette, per quanto possa inflettersi un pezzo di pietra, e poi si rompe. Questa è una sezione di un tempio greco. Vedete che non ci sono archi, tutto è strutturato con il sistema trilitico. Vi faccio notare soltanto una cosa. Questo è il varco del naos, della cella. Guardate il blocco in pietra al di sopra quanto è alto per consentire l'apertura di quel varco. Più il varco si apre, maggiore è l'altezza di quel blocco. Tutto chiaro? Mi raccomando, le domande sono, nel caso non riuscissi ad essere chiara, sono benvenute. L'arco scardina tutto questo. Da un lato perché l'arco può essere realizzato con blocchi piccoli, piccolissimi, medi, in mattoni. L'arco può essere realizzato in opus cementitium, quindi non ci sono più problemi di approvvigionamento di materiali resistenti di quelle dimensioni. Immaginate i costi in cava per cavare dei blocchi così grandi, il trasporto. E anche perché l'arco, per come lavora l'arco, le strutture voltate, sono in grado, indipendentemente dal tipo di materiale che viene utilizzato per realizzarli, l'arco ha delle capacità di sopportazione dei carichi notevolmente superiori al blocco lapideo. È proprio questo che crea la chiave di volta nell'architettura romana, che si inventa, a seguito di tutto ciò, l'arco inquadrato dall'ordine architettonico. Questa è un'altra, quelle due sono due invenzioni costruttive dell'architettura romana. A livello progettuale, invece, l'invenzione compositiva, che segna indiscutibilmente tutta la storia dell'architettura occidentale, è l'arco inquadrato dall'ordine architettonico. Lo conosciamo, forse l'espressione è un po' prolissa, però il Colosseo penso che sia un oggetto noto a tutti. Vedete, non è altro che una successione di archi in muratura con l'ordine architettonico posto ad inquadrare quell'arco. E a Venezia abbiamo degli esempi eccellenti di questo arco inquadrato dall'ordine architettonico. Palazzo Loredan Vendramin Calergi è un esempio dei primi del Cinquecento di un magistrale sistema antico, l'arco, la bifora, inquadrato dall'ordine architettonico. Tra i primi esempi di questa invenzione compositiva ancora visibili a Roma c'è un brandello di parete del tabularium. Il tabularium potremmo definirlo come l'archivio della Repubblica, un archivio di Stato, realizzato nel 70 a.C. sul fondo del Foro Romano. Siamo alle spalle della piazza del Campidoglio. Eccolo qui, un'altra visione sempre dal Foro Romano. Questa è una delle ricostruzioni fatte del fronte che oggi vediamo in questa situazione. Un basamento chiuso che è ancora riconoscibile, vedete, da queste finestrelle, al di sopra del quale
una successione di archi su pilastri inquadrati dall'ordine architettonico su 2 livelli. Un primo livello probabilmente i 2 livelli differenziati, un primo certamente dorico e forse il secondo ionico. Se ci avviciniamo lo riusciamo anche a riconoscere, guardate, anche se l'usura del tempo e dell'uomo, l'arco in muratura, le colonne doriche. Vedete qui, si vede un brandello di capitello dorico, quindi qui dobbiamo immaginare un'altra colonna e moltiplicando quello che resta si può avere un'idea vedete, di quello che doveva essere il tabularium. Eccolo qui. Queste ricostruzioni archeologiche che vedrete, queste in bianco e nero, sono elaborate dal Dipartimento di Archeologia della Università Humboldt di Berlino. Il tabularium sul fondo, la piana del foro romano davanti. E questa l'invenzione, l'arco inquadrato dall'ordine architettonico, che andrà a definire questa nuova tipologia di invenzione romana che è la basilica. Come dice lo storico Pierre Gros, il foro è composto da 3 elementi inscindibili. Il foro romano non esiste senza il tempio, la piazza porticata e la basilica. Lo vedete qui il foro romano in questa ricostruzione nel 100 a.C. La basilica esiste già come luogo, come spazio pubblico, come luogo pubblico per le contrattazioni, ma non ha ancora raggiunto quella tipologia, quello sviluppo planimetrico che poi migrerà anche al di fuori della cultura romana. Eccola qui, la Basilica Emilia. Siamo intorno al 55 a.C., primo a.C., eccola qui. Questo è sempre il tabularium, la Basilica Emilia, e qui di fronte, pochi anni dopo, Cesare realizzerà la Basilica Iulia. Entrambi gli edifici, guardate, hanno quel sistema porticato, archi su pilastri inquadrati dall'ordine architettonico. Eccola qui, una ricostruzione della Basilica Emilia. L'ho definito all'inizio un luogo pubblico, uno spazio pubblico, un edificio multifunzionale, perché vedete era il luogo di amministrazione della giustizia, si svolgevano operazioni finanziarie, transazioni, aste. Il portico garantiva un luogo d'incontro nella piazza del foro anche in condizioni meteorologiche non proprio favorevoli, e tutto il sistema che circonda l'aula di archi su pilastri inquadrati dall'ordine architettonico permette ai romani di raggiungere delle dimensioni che con il semplice sistema trilitico, il sistema della Grecia, utilizzato nella Grecia nell'Atene di Pericle, delle dimensioni che non sarebbe stato possibile raggiungere. Guardate come poteva essere all'interno la Basilica Emilia, un edificio diviso prima in 3, poi in 5 navate. Sappiamo dalle fonti e dai resti archeologici, purtroppo, scusate, non vi ho detto, sto utilizzando modelli ricostruttivi in 3D proprio perché purtroppo della Basilica Emilia non resta più nulla e quindi ci affidiamo a questi modelli che però, devo dire, funzionano, anche perché c'è questo elemento del colore che a volte si perde con gli edifici antichi. Colonne di marmo africano, capitelli corinzi, una divisione vedete in navate, spesso nelle basiliche c'era anche un'abside, sul lato corto una parete tonda
che serviva ad ospitare i magistrati per la lettura delle sentenze, quindi un luogo per l'amministrazione della giustizia, ma anche, come vi ho detto prima, un luogo di mercato, di contrattazioni, transazioni finanziarie. È un edificio multifunzionale, la sua fortuna è dovuta proprio alla estrema flessibilità dello spazio. La presenza delle colonne permette di dividere, di creare delle partizioni con pannelli di legno, tessuti e creare delle sezioni separate a seconda delle necessità del momento. Un passo notevolmente a livello progettuale, funzionale, un passo in avanti senza dubbio rispetto a quella casupola, perdonate la semplificazione, che vedevamo nel foro fino al 100 a.C. Un luogo che a questa data, parlo della Basilica Emilia, un luogo che a questa data ha ancora, per la natura che ha ancora il foro romano, le botteghe addossate vicino ai portici. Ci sono ancora botteghe di cambiavaluta, resistono ancora delle botteghe di vendita della carne. Sarà poi prima Cesare e poi con l'impero a trasformare completamente il foro romano e a farlo diventare un luogo nel quale il cibo, tutto ciò che ha a che fare con la vita spicciola viene spostato via e diventerà sempre più progressivamente un luogo di rappresentanza. Eccola qui, la Basilica Emilia, in tutta la sua bellezza. Una basilica che forse dovrebbe ricordarci qualcosa, dovrebbe ricordarvi qualcosa che abbiamo a pochi passi da qui, in piazza. A Vicenza, esattamente, le basiliche delle piazze medievali sono un'eredità della Basilica Romana e è esattamente come la vita intorno alla Basilica Romana era ricca di attività di mercato, la verdura, la carne, il pesce, così le basiliche nelle nostre piazze medievali hanno mantenuto, ereditato, fatto migrare il modello, dandogli una lunghissima vita. Io vi sto citando la libreria Marciana perché la scelta progettuale fatta dai procuratori di San Marco per mano di Jacopo Sansovino è la prima consapevole rinascita della Basilica Emilia, in particolare della Basilica Romana. Ed dico rinascita non a caso, non solo perché ci troviamo nel Rinascimento e quindi davvero la libreria rende vera questa definizione di un periodo storico tra il 4 e il 500 italiano, ma anche perché la libreria Marciana è un edificio pubblico, nasce come edificio pubblico, libreria pubblica, che nasce nelle sue origini come luogo che deve custodire i codici donati dal Cardinal Bessarione, codici greci e latini. Quindi davvero una rinascita della Basilica come luogo pubblico, luogo del sapere nel caso di Venezia. L'accostamento non è soltanto dovuto all'iniziativa degli storici dell'architettura a cui piace trovare queste relazioni progettuali, ma sappiamo che Sansovino conosceva benissimo la Basilica Emilia. La Basilica Emilia è ancora in piedi nei primi anni del Cinquecento, viene disegnata alla fine del Quattrocento da Giuliano da Sangallo, un architetto fiorentino, e era un edificio studiatissimo perché conteneva questa particolare soluzione d'angolo del pilastro accostato ad una semicolonna dorica.
è esattamente la scelta che fa Sansovino nell'angolo della libreria Marciana. Vedete il pilastro accostato alla semicolonna, con dei capitelli. Spero che si veda che i capitelli della libreria e quelli della Basilica Emilia sono parenti, hanno tutti e due queste rosette nel collarino che ci dichiarano apertamente il modello assunto da Sansovino per il suo progetto. La Basilica Emilia e la Basilica Iulia non sono le uniche basiliche di Roma. L'imperatore Traiano decide all'interno del suo foro, quello che realizza qui è quello evidenziato in rosso, di realizzare una terza basilica. La vedete qui? Fa una scelta singolare Traiano. Diversamente dalla Basilica Emilia e Iulia, che vanno a definire i margini della piazza del Foro, Traiano decide di disporre la basilica a spezzare in due lo spazio porticato del Foro, creando una piazza grandissima ed uno spazio porticato più piccolo alla sinistra. Ecco, qui li vediamo tutte. La Basilica Emilia, la Basilica Iulia, questo è il Colle Capitolino e questo è il grandissimo foro di Traiano con, non nel mezzo ma a tagliare trasversalmente, la Basilica Ulpia. La Basilica Ulpia è l'ultima basilica realizzata a Roma, perché queste tre basiliche per tutta la durata dell'impero soddisferanno le esigenze amministrative dell'impero. Questo farà sì che il modello si consolidi e venga adottato dalle province dell'impero e farà sì che il modello non solo si consolidi, ma possa migrare, come ora vedremo, nei secoli successivi. Eccola qui la Basilica Ulpia in una sezione trasversale, a destra quella piazza porticata grandissima, a sinistra lo spazio più piccolo con all'interno la bellissima colonna traiana. Vedete come è organizzata la Basilica Ulpia? Ulpia, l'aggettivo Ulpia viene da nome di Traiano. Una copertura piana per la navata centrale, coperture voltate per le navate laterali. Anche nella Basilica Emilia avevamo, non ve l'ho mostrato, questa situazione, spazi voltati nelle aule laterali, nelle navate laterali. La bellissima colonna traiana visibile dalle finestre delle navate laterali ed ecco lo spazio della navata centrale. Vi prego di fare sempre attenzione agli omini di queste ricostruzioni perché davvero ci danno la dimensione di questi spazi di una magnificenza inimmaginabile. Due ordini di colonne sovrapposte, un soffitto piano e anche qui vedete la libertà, come nella Basilica Emilia, grazie alle colonne libere, di scandire lo spazio, di dividerlo a seconda delle necessità. Per evidenziare quanto sia lunga la scia dell'ellenizzazione della cultura romana, della cultura romana, vi faccio notare che Traiano vuole un architetto, Apollodoro di Damasco, un architetto che viene dall'Oriente, per farvi vedere come questa influenza della cultura greca non solo permanga, ma addirittura vada a diventare un tutt'uno con la cultura romana. Arrivati a questo punto, la basilica è anche qualcosa di più, non è solo un luogo delle contrattazioni, non è solo il luogo dove si amministra la giustizia, ma nelle basiliche si celebrano le cerimonie di concessione alla cittadinanza,
c'è un archivio fiscale dell'impero, si continuano a fare le aste pubbliche e vengono elargite le donazioni al popolo a seguito delle campagne di guerra, delle campagne degli imperatori. Le 3 basiliche, come vi dicevo prima, soddisferanno le esigenze dell'impero, quindi gli imperatori successivi a Traiano non realizzeranno altre basiliche a Roma, e questa è una ricostruzione della Basilica Ulpia calata nella Roma contemporanea. Vedete le dimensioni notevoli della struttura che va ad invadere via Alessandrina, una delle strade che oggi sono ancora percorribili in auto, tra la Basilica Emilia, tutta l'area del Foro Traiano e la grande esedra dei mercati traianei, una delle propaggini dell'intervento di Traiano nell'area dei fori imperiali. La Basilica Ulpia, erede della Basilica Emilia, la si può riconoscere oggi in questo edificio, che non è una ricostruzione assolutamente 3D, come quelle che vi ho fatto vedere, ma è una basilica cristiana, una delle prime basiliche di Roma. La Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle prime costruite oltre a San Pietro, San Giovanni Laterano, una delle basiliche più antiche di Roma che ha conservato, nonostante i rimaneggiamenti, la lettura dello schema originario. Vedete come sono parenti questi 2 spazi. I primi cristiani troveranno congeniale alle celebrazioni del culto lo spazio della basilica, posizioneranno al posto del magistrato che legge le sentenze l'altare per le celebrazioni, e quindi il modello della basilica romana diventerà un archetipo, potremmo dire, dell'architettura cristiana a partire proprio dal IV secolo in avanti. Spero con questo percorso di essere riuscita a ricostruire il filo rosso che lega questi 2 modelli di riferimento della storia dell'architettura, e l'eredità romana nella cultura cristiana non si ferma qui, perché poi, per chi vorrà, la prossima volta vedremo come l'architettura romana avrà a che fare con i martiria e come si contaminerà quest'altro luogo anche del culto cristiano. Grazie.